Un grande risultato in tutto il Veneto, in particolar modo a Treviso e a Vicenza, ma anche ad esempio nella nostra Marostica, una città dove abbiamo candidato un giovane, Matteo Mozzo, che ha portato a casa un grande risultato candidandosi con la sua lista, una lista di persone capaci, giovani, in gamba, che hanno tanta voglia di fare per Marostica, ma soprattutto hanno voglia di dare un futuro a questa città che per tanti troppi anni è rimasta, diciamo, nelle mani di giochetti politici che hanno portato a 2 commissariamenti. Non ce l'avete fatta invece nella realtà di Rossano Veneto, dove è stato confermato il sindaco uscente? Sì, qui i cittadini hanno premiato l'amministrazione uscente, noi ovviamente era nostro dovere presentarci con il nostro simbolo in questo momento dove siamo forti. Paola ha dato tutta se stessa, insomma ha dato il massimo di sé, il risultato non è arrivato, partiremo ovviamente da questo ruolo di opposizione per conquistare il comune magari fra 5 anni. Molto spesso è stato premiato il lavoro dei sindaci uscenti, al di là appunto di Treviso, e quindi la volontà da parte dei cittadini di sicurezza e di tranquillità. Poi c'è sicuramente da guardare un risultato più ampio che dopo le elezioni politiche vede sicuramente nel nostro territorio una riconferma in generale della Lega, al di là poi di risultati, ma sicuramente un ridimensionamento di quel voto legato ai 5 Stelle, che un conto a livello nazionale, quindi un voto di, tra virgolette, protesta per cambiare quello che è lo Stato, ma rispetto a un territorio che invece vuole anche conoscere i candidati, quello che purtroppo i 5 Stelle non hanno.